Cicci, Ciro Mertens, 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 Ciro Mertens. Ora possiamo anche finire di dare fastidio ai vicini. Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Walt. Ciro, il mio Ciro. Com'è bello Ciro. Finito. Ciro era finito. Ciro Mertens. Ciro Mertens. Liscio. Ah, e che goduria. Poi io vivo a Roma. Per me questa è sempre stata un Juve Napoli 2, Waiu, la partita con la Roma. Quanto godo veramente tanto, Roma è inguardabile, primo tempo, secondo tempo meglio. Secondo me ha sbagliato Fonseca, nel senso, l'idea di Fonseca secondo me inizialmente era quella che fa soffrire sempre il Napoli, cioè pressing sul primo tocco del pallone, soltanto che se gli attaccanti non ti fanno questo lavoro e se la difesa si alza, è ovvio che poi prendi le imbucate sulle fasce. E questo è successo, il Napoli stava sempre in porta, secondo tempo più equilibrato, ci sono state meno occasioni, il palo di Pellegrini, Mancini che è un pezzo di merda, Mancini doveva stare fuori, basta, doveva andarsi a fare la doccia 4 minuti prima, scalcia su Osimhen, a parte che io voglio capire, no, tu arbitro, quello scalcia su Osimhen reagisce, tu dai il giallo a Osimhen ma non a quello che ha dato il calcio, giusto, perché le regole ci stanno qua. Può favore, ma non me ne frega niente, abbiamo vinto, Mancini può rosicare quanto gli pare a lui, non me ne frega niente, importanza vitale, questa partita vitale. Io avevo detto che per me il Napoli questa partita non l'avrebbe affrontata con la testa giusta e che noi avremmo fatto il risultato, e invece ringrazio il Padre Eterno di averla letta male. Ma quanto godo. Oggi secondo me, quando i giocatori della Roma, prima di farsi la doccia, si metteranno le mani nei capelli, troveranno i peli pubblici di Koulibaly e Zielinski. Perché Koulibaly e Zielinski oggi hanno messo le palle in testa ai giocatori della Roma. Secondo gol del Napoli, ragazzi. Come ha detto Gianni, GA7, ricordava molto come dinamica il gol di Cavani su assist di Maggio contro la Lazio, quella partita vinta alla fine poi col pallonetto di Cavani. Io qua proprio ricordi, qua scende la lacrimuccia, ma azione spettacolare del Napoli nettamente superiore, non ha visto il pallone la Roma nel primo tempo, non hanno visto il pallone. E poi va come è andata, ma che goduria, non ci hanno capito niente. A un certo punto Koulibaly, Veronica, doppio passo, cose, Koulibaly era impazzito, che bello, partita fondamentale, era importantissimo, oggi era importantissimo vincere con due palle così, siamo entrati in campo, questo è il Napoli che mi piace, poi abbiamo rischiato qualcosina, sì, ma sti cazzi, oggi hanno giocato tutti bene, Isai sembrava un giocatore di pallone, incredibilmente, Mario Rui impazzito, Marietto impazzito, è andato pure a faccia con Cristante, Marietto, là gli sono partiti i suoi 5 minuti. Ma che goduria. Io non so veramente oggi cosa dire. Matteo Politano, infermabile. Diego Demme, una certezza lì. Bakayoko più lento della Moviola. A me piace Bakayoko, però vergogna. Non si muove da terra. Ma che bello. Poco da dire. Stiamo godendo.